Dovrei dire benvenuti nuovamente in studio, è un po' una situazione particolare, lo ricordo per chi si fosse collegato solamente adesso, siamo in collegamento dall'Hotel Sandoz Caracol di Playa del Carmen, stiamo parlando di turismo e stiamo mettendo a confronto il turismo, visto che ho la fortuna di trovarmi qui, che si sta sviluppando e riattivando in Messico, con quello in Italia. Prima di arrivare a Jesolo, passare da spiaggia a spiaggia, vorrei però, dottor Minchillo, parlare con lei, che è una persona che ha anche attenzione all'impegno civile, perché noi parliamo di aziende, parliamo di numeri, parliamo di percentuali, ma in realtà dietro a tutto questo ci sono persone, storie di persone, storie familiari. Qual è il suo polso della situazione? Cosa le dicono i suoi clienti? Il polso della situazione in effetti non è molto da stare allegri e camminando per Venezia si possono notare negozi chiusi, pertanto tanti commercianti e artigiani che hanno chiuso le saracinesche e dato indietro i propri negozi. Diciamo che il governo, in particolare questo, ha fatto la sua parte e anche i precedenti, però non è mai abbastanza. E c'è stata la misura del credito d'imposta per gli affitti che ha in qualche modo agevolato. E purtroppo c'è il problema di Venezia è anche quello che Venezia ormai negli ultimi anni si era anche spopolata, siamo sotto ai 40.000 in centro storico e questo ha fatto sentire maggiormente l'assenza dei turisti e, come diceva prima il presidente Bonaccini, soprattutto di quel turismo di qualità, perché Venezia è spesso invasa, i veneziani ce l'hanno, ma non ce l'hanno con i turisti, sia ben chiaro, ce l'hanno con quelle orde che vengono sistematicamente, che non lasciano nulla a Venezia, invadono, intralciano e compagnia bella, e anche che vanno in qualche modo a togliere le risorse veneziane, perché chi si ricorda la Venezia di tanti anni fa, con determinati negozi e tutto, ad oggi assiste a una sostituzione di quei negozi di vicinato con negozi di pacottiglie e compagnia bella. Questo perché, dispiace dirlo, però purtroppo è mancata una lungimiranza da parte della politica. Studi sulla insostenibilità di Venezia rispetto al turismo di massa risalgono agli anni 90, però sono rimasti in un cassetto o comunque argomentazione in qualche salotto d'élite e devo dire quelli che hanno dimostrato maggior sensibilità per i problemi di Venezia sono proprio gli stranieri che, è vero, diceva Montanelli, a suo tempo Venezia si salverà da tutto fuori che dai veneziani. E in effetti vediamo che associazioni straniere hanno un occhio di riguardo e si auspica che Venezia, oltre alla ripresa del turismo, ci sia anche una ripresa dei veneziani, perché non dimentichiamo che abbiamo un ospedale dove purtroppo nessun medico vuole venire per i costi, perché è una città molto molto difficile da vivere, molto cara e molto difficile, per cui bisognerebbe proprio investire e la pandemia sicuramente può essere un'occasione per il politico, per l'ente pubblico, per trasformarla in un'opportunità. Per cui rimettere sul mercato le case che sono chiuse di proprietà dell'ente pubblico, dandole, ma non a canone calmierato, dandole proprio in comodato a giovani coppie, in comodato ai dipendenti dell'ospedale anziché del tribunale, per ripopolare Venezia e far sì che ritornino anche quei negozi di vicinato e far sì che l'assenza di turismo o comunque il calo del turista non vada a ripercuotersi su tutto il tessuto economico veneziano come è successo durante questa crisi.
Grazie infinite. Prima di venire da lei, dottor Pasqualinotto, voglio fare un passaggio sul tema dell'imprenditoria rapidissimo perché so che Luca ha la capacità della sintesi e visto che lui è stato un imprenditore in Italia e adesso è un imprenditore in Messico, se in 2 parole, anche 4, ci spiega qual è la differenza che ha notato fra fare l'imprenditore da una parte e dall'altra dell'oceano. Guarda, sicuramente in Messico bisogna adeguarsi un po', studiare bene il territorio, non è una cosa così semplice. Io conosco tantissimi italiani che sono venuti qua per fare impresa, per fare business e poi sono ritornati in Italia sicuramente con una perdita economica e anche probabilmente con il morale molto basso, perché a volte si crede, no, nella leggenda del chiosco sul mare, del ristorantino per turisti. Insomma, diciamo che è più complicato di quello che si potrebbe pensare dall'Italia. Bisogna venire qua con un'idea chiara, un progetto o comunque venire qua e svilupparlo qua. Poi qui la burocrazia ti aiuta, è tutto molto più facile, tutto molto più snello. Le autorità comunque locali e anche della federazione, cioè perché poi il Messico è una federazione di stati, no? Ti aiuta su tutti i profili. Quindi se uno vuole fare impresa ed è un qualcosa che può funzionare, può dare posti di lavoro, sicuramente il governo ti aiuta, locale e federale. Io ho avuto abbastanza, diciamo, vita facile, anche perché comunque abbiamo iniziato molto bene, tutto è funzionato, abbiamo fatto un prodotto che qua quasi non esisteva perché abbiamo iniziato con un ristorante e con la produzione di pasta fresca, con la vendita della pasta agli hotel. E questo ci ha agevolato molto, abbiamo dato posti di lavoro, e non abbiamo mai avuto sinceramente problemi e soltanto aiuti, non economici perché ovviamente questo è uno Stato che comunque l'aiuto economico non te lo può dare, nel senso deve aiutare sicuramente gli abitanti del Messico, non aiuta sicuramente un imprenditore straniero, però sto il profilo burocratico sicuramente ti aiuta notevolmente, cosa che in Qual Italia è la tassazione sono. massima in Messico, Luca? Ma allora, qui abbiamo l'IVA al 16% e una tassazione sulle società, sugli utili societari al 30%. Simile all'Italia sicuramente. Qui quello che agevola molto l'imprenditoria sicuramente sono gli stipendi che sono relativamente bassi, tranne ovviamente figure importanti di un'azienda che comunque hanno, ma questo anche, succede anche in Italia ovviamente, e poi il fatto che qui c'è quello che è la mancia, quello che qua si chiama propina, che è una parte integrante della vita economica ed è una realtà nel Messico, come in America, come io credo in molti stati oltreoceano, dove la propina aiuta sicuramente i dipendenti e possono guadagnare uno stipendio in più o 2 stipendi in più al mese. Quindi immaginate un dipendente italiano e guadagna 1000 euro. Se ha la possibilità di guadagnarne 2000 o 3000 perché la sua azienda lavora, produce, perché il suo lavoro ha ovviamente una crescita grazie anche al suo lavoro e quindi questo viene ricompensato dai clienti, sicuramente i dipendenti diventano come dei piccoli soci, dei piccoli azionisti della tua impresa. Quindi loro a loro volta fanno tutto quello che possono affinché la tua impresa si sviluppi, si ampli e guadagna, perché se guadagna l'impresa loro guadagnano anche loro una percentuale e questo sicuramente è un qualcosa che non so, credo che sia impossibile. In Italia vogliono controllare qualsiasi cosa, vogliono tutto con pagamento elettronico. Qui in Messico è molto diverso. Sicuramente siamo un po' indietro perché ci sono tantissime, sotto molti profili il Messico è sicuramente indietro rispetto all'Italia, però per altri aspetti credo che aiutare economicamente le persone a lavorare, aiutandole, appoggiandole con una percentuale su quello che è un utile di un'impresa, io credo che aiuta l'impresa stessa a sopravvivere e a vivere meglio. E sicuramente noi imprenditori abbiamo tanti piccoli soci. Grazie Luca, io a questo punto, dottor Pasqualinotto, vengo a lei e la domanda non la faccio neanche. Le lascio la parola sulla scorta di quello che lei ha appena ascoltato. Sì, se mi permette un passaggio per quanto riguarda il sensazionalismo di cui parlavamo prima a livello di media e il servizio che è andato in onda sulla spiaggia iesolana, ci terrei insomma un attimo a
ricondurre le cose all'interno di della logica che hanno. Nessuno ha mai pensato di andarsi a prendere il bagnasciuga per darlo ai clienti. Abbiamo semplicemente ragionato sulla necessità di normare per quanto riguarda l'affluenza, quella parte di bagnasciuga, e quindi la nostra è solamente un'operazione di controllo in funzione di una sanità globale, perché l'anno scorso ci siamo trovati con tutta una serie di operazioni, abbiamo incentivato la J-App, abbiamo tenuto distanze, allargato e quant'altro, però quella parte di Battisa talvolta in alcuni momenti della stagione era insomma un po' terra di nessuno, e gli assembramenti dei pendolari erano costanti. Quindi la parte di Battisa che andrà normata ha una funzione di controllo e niente di più. Detto ciò, per quanto invece riguarda le nostre prospettive, abbiamo fatto un rapido excursus e mi trovo anche abbastanza in sintonia con parte del discorso fatto su Venezia, sul turismo di qualità, perché è vero, si guarda la prenotazione, poi bisogna anche vedere cosa la prenotazione porta a livello di RevPAR alla fine. In tutto questo che sta girando dobbiamo anche ritenerci abbastanza fortunati, vuoi per programmazione, vuoi per capacità insomma di reazione sul mercato, vuoi per la capacità di fare squadra. Lei accennava prima al prodotto integrato della costa veneta che è Venisend. Venisend raggruppa praticamente metà delle presenze del Veneto dal punto di vista turistico, e sappiamo quanto questo abbia un valore anche a livello nazionale. Conseguentemente la capacità di fare squadra, di proporsi sui mercati esteri in maniera coadiuvata e con una logica di unitarietà, forse in un momento come questo ci ha portato dei vantaggi, perché siamo riusciti insomma a reagire con tempistiche diverse dal dover mettersi d'accordo tutti, perché fondamentalmente c'era già un contenitore che indicava la rotta. Per cui, vi ripeto, io sono un po' staccato forse dalla condizione generale, sono un ottimista di natura, a volte anche forse inguaribile da alcuni punti di vista, ma direi che se la situazione si sistema, e parlo di vaccini, se cominciamo a non utilizzare più dei termini tipo Green Pass, coprifuoco, semplicemente se sei nelle condizioni di venire non hai bisogno di un Green Pass, cioè hai già fatto il Covid, se sei vaccinato, se hai un tampone negativo, l'ingresso non è da sottoporre a qualsivoglia terminologia. Togliamo tutti questi termini che dal punto di vista della promozione, dal punto di vista della proposizione del tuo prodotto all'estero o anche nel mercato interno sono deleteri. Semplicemente aspettiamo che la reazione al Covid e quindi la campagna vaccinale abbia il suo corso, e abbiamo tanto in quantità quanto in qualità per riprenderci abbastanza in velocità. Lo dico anche come un segnale di speranza nei confronti di Presidente Bonaccini. Io ho anche delle attività in altre città d'arte qua in Veneto, e siamo nelle stesse condizioni talvolta di Venezia, però mi permetto di vedere insomma una sorta di bicchiere un po' più di mezzo pieno. Allora, questo mi sembra un messaggio molto importante e positivo. Poi, tra l'altro, vorrei ritornare perché c'è un appunto, ma siccome tra poco devo andare in pubblicità e Italo San Pablo ci deve lasciare per impegni pregressi, volevo salutarlo con una sua battuta finale rispetto al futuro di questo virus. Lei ha detto prima che ancora non ci si capisce nulla, ma passerà, non passerà. Lei da dottore, da medico, da esperto, da professore, cosa vede nel futuro di questa evoluzione pandemica? Credo che abbiamo un problema di collegamento perché vedo la sua immagine frizzata, dottor San Pablo. Vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento.
E direi a questo punto, siccome siamo quasi a ridosso della pausa pubblicitaria, mandiamo la pubblicità e vediamo se nel frattempo riusciamo a ricollegarci col dottor San Paolo perlomeno per i saluti. Pubblicità. Rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex. Eccomi qua. Bene, siamo rientrati in studio. Italo, mi sente? Ah, eccolo qua, Benissimo. perfetto. Allora, niente, dicevo che la dobbiamo liberare perché ha i suoi impegni di medico e quindi deve andare all'ospedale. E una battuta finale, cosa succederà? Questa pandemia continua a evolversi, il virus, le varianti, ne usciremo? A breve, spero. No, più che una battuta, no, io vorrei fare una riflessione. Allora, abbiamo un grandissimo problema, che la soluzione c'è, la soluzione si chiama il vaccino, che bisogna vaccinare tutta la popolazione mondiale, che siamo un sacco di gente. Per cui questo vaccino non verrà, non tutti saremo vaccinati domani, però ci occorrerà del tempo. Per cui c'è un percorso. Questo percorso, io con quello che ha parlato prima di me, cioè è importantissimo avere la green card. Perché? Perché in questo percorso, per esempio, adesso ci sono più di 150 milioni di americani che sono stati vaccinati. 150 milioni. Sono 150 milioni di americani che potrebbero oggigiorno essere turisti. La legge proibisce loro di venire in Italia perché vengono dall'America, anche i messicani. Per cui adesso è molto importante avere degli che permettano a coloro che sono stati vaccinati, che sono stati malati, che hanno il tampone negativo, che possano venire non domani, ma oggi in Italia, essere turisti oggi in Italia. Questo è il grande, cioè quello che bisogna fare. Non aspettare a che tutti saranno vaccinati, perché purtroppo il percorso è lungo. E questo è proprio quello che ha fatto il messicano. Il messicano ha permesso subito di coloro che potevano venire, che venissero. Per cui come si chiama? Il turismo in mezzo, perché non c'è stato nessun impedimento a che potesse funzionare. Io, come italiano, che sono vaccinato, ho il mio certificato messicano per essere vaccinato, non posso andare in Italia se non faccio la quarantena. Per cui pensate, un turista, io ho casa mia a Vicenza, non posso andare a casa mia a Vicenza perché devo beccarmi 10 giorni di quarantena. Capirete che se sono un turista non verrò mai. Per cui cambiamo le cose e siamo sicuri che quelli che vengono hanno il green card, o chiamiamolo come vogliamo, o allora finché questa cosa, se no siamo troppo lenti in reagire, troppo lenti. Per cui finendo, Patrizio, il Covid passerà, sicuro, è una malattia diventerà una malattia come tutte le altre, ma purtroppo in questo passaggio alla sua fine, adesso vedremo come patiranno tantissime imprese, soprattutto. E vi mando un carissimo saluto al Messico. Perfecto, gracias Ítalo de essere stato con noi y me quedo en México con el director Javier Martínez porque esta pandemia seguramente, como usted había dicho antes también, ha cambiado muchas cosas y ha cambiado también en parte el turismo, las acciones del turismo, usted lo estaba comentando. Por lo tanto, le pido, ¿cómo ve el futuro del turismo? ¿Es un cambio de gestión global o parcial? ¿Cómo lo ve en los próximos 2-3 años, director? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que el turismo sí se está reinventando un poquito porque la gente, aparte de que necesita salir y necesita seguir celebrando, porque las fiestas de celebración, los días de celebraciones son muy importantes, sí considero que la gente en el mercado del turismo está empezando a buscar cosas un poco más exclusivas. La gente está empezando a buscar no tanto el estar junto con tanta gente, sino el tener ciertas zonas un poco más privadas
y un servicio que vaya más atento a una zona privada, no un mercado tan masivo, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, reinventando diferentes zonas dentro del hotel, ¿no? Para obviamente poder mantener separaciones, poder hacer diferentes eventos que estén más enfocados a la familia en sí, a una familia, a un grupo de amigos que viene directo y no tanto a la masa como anteriormente pues, se podía hacer, ¿no? Ahora todo va bastante más personalizado. Sí creo que la gente tiene muchísimas ganas de salir de casa, sí creo que la gente tiene muchísimas ganas de seguir celebrando, pero sí hay bastante respeto a la hora de intentar celebrar, ¿no? Y a la hora de poder elegir a dónde voy, cómo voy. Por eso mismo sí considero que el punto de unión y el punto de vista que se debe de tener ahora en la hotelería es la parte de reinventarnos, ¿no? Eso mismo decía, nosotros con nuestros departamentos de animación, porque nosotros somos un hotel divertido, nosotros nos dedicamos a divertir a la gente, nos dedicamos a hacerlo pasarlo bien, a que la familia, a que los niños, a que todo el mundo disfrute, porque obviamente si un niño está feliz, un padre está feliz, ¿no? Si un niño está tranquilo, un padre está tranquilo. Pero ahora buscamos más la forma de hacer cosas dedicadas a la familia completa, a que la familia se una, a que de verdad tengan ese cariño interno, más que dedicárselo a toda una masa. Entonces sí considero que el mercado va a ir por ese camino. Sí considero que en los siguientes 3 años la gente va a viajar juntos, porque ahora han descubierto durante esta pandemia que la unión es bastante importante. Considero que las familias se están uniendo bastante más de lo que antiguamente estaban y los grupos de amigos que han pasado muchísimo tiempo sin poder verse también se unen y viajan juntos, ¿no? Gente que llevaba mucho tiempo de las universidades, etcétera, sin poder verse antiguamente, ahora agarra y dice, oye, vámonos de vacaciones, vamos a disfrutar desde la universidad. Vamos juntos, ¿no? Y hay que hacer cosas para ese grupo en particular y hay que asegurarnos que ese grupo en particular se puedan cumplir sus expectativas 100%. Entonces, siento que el futuro del turismo va muy de ese lado, no va tanto a conocer gente nueva, a desarrollarte tanto en esa parte, sí considero que va más a la unión y hacer más fuerte lo que antiguamente estaba un poco más separado, ¿no? Y lo que la pandemia ha separado a mucha gente cuando tienes parte de tu familia en México, otros en España, otros en Italia, no se han podido ver durante tantísimo tiempo y el ir a ver a un familiar tuyo hoy en día a muchísimos países es complicadísimo porque tienes que hacer una cuarentena, tienes que pararte, tienes que estudiar cómo viajar. O sea, antiguamente solo comprabas un boleto de avión y te marchabas y hoy en día tienes que hacer todo un estudio para poder ver a tus familiares, cómo lo hago, qué tengo que hacer, qué tipo de pruebas debo de hacerme, necesito presentar una prueba PCR, necesito presentar una prueba antígeno, no necesito nada, tengo que estar vacunado. Entonces, todo es muy complicado. Por eso sí siento que la unión va a ser muy importante y que toda esta gente, en el momento que puedan unirse, se van a unir, ¿no? Y van a buscar destinos como la Riviera Maya, porque siento que somos un destino muy abierto. Gracias a Dios no tenemos tantas zonas cubiertas, todo lo tenemos abierto, tenemos mar, tenemos playa y eso da mucha tranquilidad a las personas a la hora de viajar. Siento que las ciudades grandes son destinos muy bonitos, pero más complicados porque todos son restaurantes cerrados, son áreas cerradas y la gente no busca tanto eso, busca más poder ejercitarse, poder hacer actividades en el mar, cerca de la playa, en la montaña y este tipo de destinos sí considero que van a explotar, ¿no? Y van a seguir creciendo día a día. Moltissime grazie, direttore. Allora, traducendo e sintetizzando, in realtà il tema è che c'è un cambio, secondo il direttore, un cambio radicale del turismo dovuto anche al fatto che questa pandemia ha dato delle regole e quindi evidentemente non è che si punterà su un turismo di elite, ma si punterà su un turismo differenziato, molto più personalizzato, molto più mirato alla soddisfazione della persona o del gruppo familiare e quindi hotel come questo, che sono hotel che hanno anche tutto il gruppo di animazione, sono hotel ovviamente molto grandi, si puntano su questo tipo di personalizzazione della vacanza, anche perché commentava, ma l'avevamo già detto prima, in realtà c'è la problematica che stare chiusi per molto tempo, questo vale a livello globale, incentiva la gente a viaggiare, a ritrovarsi con i familiari, addirittura parlava degli amici dell'università che si ritrovano, vanno a fare festa, c'è questa esigenza sicuramente, ma l'abbiamo visto anche in Italia con i ristoranti, appena aprono tutta la gente va nei ristoranti perché c'è l'esigenza di socialità. Oltretutto qui in Messico, per la configurazione della Riviera Maya
Maya, che è molto grande, con molti alberghi, tutto all'aperto, con un clima buono direi tutto l'anno, evidentemente anche questa possibilità di stare con spazi distanti adeguati facilita moltissimo, che invece è quello che poi ritorneremo col dottor Pasqualinotto, è quello che un po' manca per la concentrazione che noi abbiamo in Italia in alcuni mesi. Questa è una riflessione che sto facendo io, non l'ha fatta il direttore, ovvero noi concentriamo nel turismo del mare in alcuni mesi tutte le presenze e quindi evidentemente c'è un boom di presenze in un unico momento, mentre qui, anche se c'è l'alta stagione, si diluisce molto più nell'arco del tempo. E quindi il ragionamento è dare a queste persone, a dare a questi turisti che hanno questo cambio anche per l'organizzazione stessa della vacanza, il tampone, l'organizzazione, i permessi, il codice QR quando scendi dall'aereo, la green card, insomma tutto questo, dare delle opportunità perché possano vivere la vacanza dei loro sogni. Esta è la traduzione un poco sintetica, però bien lo che usted ha dicho, director. Io vengo da lei, Presidente Bonaccini, perché in realtà qui c'è un ragionamento che è quello che stava facendo lei per certi versi, cioè sul turismo di qualità, ovvero dare dei servizi adeguati e non più massivi. Il direttore Javier Martinez ha usato 3 volte questo termine di cancellare il turismo massivo in favore di un turismo di maggiore qualità e attenzione alla persona, che è esattamente quello che lei diceva. Ma veda, in realtà abbiamo capito tutti perfettamente quello che non bisogna fare. Cioè, abbiamo devastato città d'arte con episodi anche scandalosi, è inutile che vada a riproporli perché la nostra mente è ancora abbastanza vigile e attenta, ci ricorderemo tutti delle situazioni spaventose che i giornali hanno riportato. Ma evidentemente se noi facciamo arrivare determinate tipologie di persone è anche colpa nostra, perché non abbiamo ancora imparato, voluto, per ragioni XYZ, nelle quali poi potremo parlare eventualmente, far arrivare a Venezia una certa tipologia di persone anziché altre. Nel momento in cui noi non consideriamo la cultura come, chiedo scusa, come discriminante, come architrave del turismo, è ovvio che evidentemente quello che ti arriva è quello che noi abbiamo visto a tutt'oggi. Mi spiego, se per un caso noi organizzassimo un festival della musica classica come Salisburgo, Bayreuth, cose del genere, ti arriva una certa tipologia di persone. Idem dicasi per l'Arena. Nel momento in cui tu cominci a fare il Jamming Heineken Festival, da un'altra parte ti arriva un'altra tipologia di persone. Quindi è evidente che nel momento in cui tu cominci a operare determinate scelte culturali, è la cultura che è selezione, è la cultura che è motore ed è la cultura che dal punto di vista pratico è il momento propulsivo per determinate realtà. Un esempio molto sciocco. Tempo addietro ci siamo messi in testa di andare alla ricerca del Tintoretto e del Canaletto a Londra. L'abbiamo trovato, c'era una mostra straordinaria. Allora abbiamo detto, nel momento in cui abbiamo inglesi che vanno alla ricerca di Venezia a Londra, significa che è un qualche cosa che costoro necessitano. Quindi abbiamo preso contatto con la Camera di Commercio, abbiamo fatto tutta una serie di operazioni e ci siamo portati gli inglesi a Venezia nel periodo meno felice, evidentemente, dell'anno, quindi novembre-dicembre, con il motto l'avete vista in quadro, venite a vederla in realtà. Ovvero approfittiamo già di coloro che sono interessati alla nostra storia, alla nostra cultura, al nostro modo di vivere per riuscire evidentemente a convincerli a venire di più. È un'operazione facile, logica, praticamente a low cost perché non devi suscitare particolare interesse. C'è già qualcuno che è interessato in determinate cose, per cui la porta ti si apre in modo del tutto autonomo. Ma lei, tra l'altro, vede, direttore, è un po' quello che, Presidente, è quello che io dico sempre in televisione. La televisione è come un negozio di scarpe.
dipende dalle scarpe che vende e la gente le compra. Quindi se tu metti le scarpe da tennis avrai un certo tipo di pubblico, se tu avrai le scarpe di alta classe avrai un altro tipo di pubblico. Quindi il ragionamento non fa una grinza. Però io credo che ci sia purtroppo una discriminante, nel senso che Venezia è una città. L'altro giorno ero al ristorante a mangiare qui nell'albergo, è arrivata una cameriera, mi ha detto lei dove vive? Gli ho detto io vivo a Conegliano, molto vicino a Venezia. Ah, Venezia! E a momenti sveniva perché il sogno di Venezia è di tutti. Ora, da un lato io capisco le sue istanze, sono più che corrette, io ho vissuto a Venezia, ho studiato a Venezia, quindi quello che lei dice lo comprendo, però dall'altra c'è comunque la necessità di lasciare la possibilità, almeno una volta nella vita, a tutti di godere di questa magnifica città. Probabilmente credo che ci sia un problema di coordinamento di come gestire questi flussi di turismo, ovvero proprio non solo incentivarli, ma gestirli nel modo corretto. Veda, io condivido esattamente quello che lei sta dicendo, ovvero sia Venezia è un patrimonio mondiale, ma non certamente tutti alla stessa ora, nello stesso punto e nello stesso momento. Allora, è evidente che innanzitutto vorrei cominciare a sfatare il fatto che Venezia sia una città spaventosamente cara, perché le posso garantire che a Venezia, in alta stagione, anche nei tempi più felici, si riusciva a dormire pagando una media dai 28 fino agli 8.000 euro a testa, per cui come si vede la gamma di prezzo è assolutamente più che accettabile. Lei mi parla giustamente dei flussi turistici, gran bella parola che però ben pochi si sono presi la bega a livello di pubblica amministrazione, principalmente le passate, di identificare correttamente. Non si è mai voluto prendere in considerazione l'identificazione corretta dei flussi turistici, ovvero quanti lavoratori dalla terraferma giungono al centro storico ogni giorno, quanti studenti dalla terraferma giungono a, quindi servono terminals, servono direttamente tutta una serie di infrastrutture che devono essere necessariamente posti a nostro avviso sulla gronda lagunare, ove il turismo che ha come destinazione finale quella di Venezia deve essere chiaramente intercettato, regolamentato, ma sono tutte cose che sono assolutamente fattibili. Abbiamo dei big data che sono straordinari, esistono degli algoritmi che ti permettono di riuscire a gestire qualsiasi cosa solo con la sola idea e l'intenzione di scegliere una destinazione già comincia a creare una serie. Quindi si può fare. Il problema di base è che c'è stato qualcuno che a tutt'oggi non lo ha voluto fare. Quando io ho assistito a delle scene francamente mentalmente indecorose, nelle quali mi veniva detto ora sappiamo quante persone abbiamo in piazza San Marco, io ho detto signori, qui si chiude, perché se questi sono i risultati che noi ci vogliamo proporre, direi che Venezia non è destinata ad avere una lunga vita. È ovvio che i flussi turistici devono essere inventati, codificati, regolamentati e poi, detto fra noi, anche questo pendolarismo esasperato che continua a massacrare direttamente la città di Venezia, direi che è assolutamente non più gestibile nei termini attuali. Per dare un'idea e volendo parlare un poco di numeri, posso tranquillamente asserire da dati certi che il 30% del turismo stanziale, quindi quello che dorme nella città di Venezia, riesce addirittura a concorrere alla formazione del 70% del reddito del turismo Certo, nella stessa città. Viceversa, viceversa, il 70% del turismo pendolare concorre solo al 30%. Allora uno dice, certo. scusatemi, è tutto il discorso di
mezzi pubblici, pulizia della città, servizi e tutto quello che da Chiaro. ciò ci va dietro. Sono i Ne costi vogliamo generali, la parlare? comprendo perfettamente, Presidente. È un tema chiarissimo, è un tema che chi conosce Venezia sa che è fondamentale, però purtroppo dobbiamo tra l'altro nuovamente andare in pubblicità. È un tema di cui si parla da decenni e vedo che la soluzione per il momento non si trova. Probabilmente noi in Italia abbiamo questa scarsa conoscenza del termine pianificazione che sfugge dal nostro vocabolario quotidiano. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra poco con voi per l'ultimo blocco della trasmissione.